Gianalbo Ferro di Rosolina, Rovigo, con la poesia Marinai, è il vincitore nella categoria Poeti inediti della 28ª edizione del Premio di Poesia Università Popolare Città di Spinea. Siamo marinai di 100 rotte, di 100 anni fuori tempo, diretti a improbabili porti all'arrembaggio di illusioni. Salperemo al tramonto, al morire lento del giorno, quando gli uccelli tornano e cessa il frinire delle cicale. Spiriti inquieti, raminghi, disperati forse, pronti a tenere salda la barra a lontani arcipelaghi d'incanto, oltre le brume immote. Non temiamo tempeste, non imprechiamo al fato che inesorabile ci conduce a remote scogliere d'oblio. Non torneremo a riva. Ci guideranno costellazioni di sogni verso il nostro ineludibile destino. Sono un ex insegnante e mi interesso di poesia già da qualche anno, per cui mi fa piacere partecipare a concorsi, eccetera. Il concorso è nato nel 1995 nell'ambito di percorsi culturali proposti dall'Università Popolare aperti al territorio, oltre 400 gli elaborati arrivati, di cui un buon numero degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. I bambini è una gioia ai bambini, soprattutto i bambini delle scuole primarie. È una cosa fantastica. È chiaro che c'è lo zampino dei docenti, degli insegnanti, perché il primo anno non sanno ancora leggere e scrivere, però hanno le idee e di conseguenza noi dobbiamo coltivare soprattutto loro. Ora, il nostro concorso amplia, molto ampio, però una parte importante è quella dei bambini. Comunque gli insegnanti attraverso l'uso della poesia guardano i futuri uomini, le future donne ad avere una visione differente, a guardare tutto ma con occhi differenti, perché questo in fondo è l'operazione catartica della poesia. Perché la poesia, lo scrivere, il leggere è fondamentale. Se i docenti non danno delle indicazioni dai bambini piccoli, già dalle scuole materne, dovrebbero dare questa impostazione, è chiaro che poi uno che legge, uno che scrive, uno che commenta, sarà un uomo che avrà un bagaglio culturale eccezionale.